Allora, siamo qua a raccogliere corbezzoli, in sardo, almeno in campidanese, oi oi. E la cosa interessante è che il corbezzolo comunque si può mangiare, lo mangiano anche le volpi, che mangiano anche bacche di ginepro, insomma, mangiano un po' di tutto. Il corbezzolo in Sardegna sappiamo che venisse usato almeno dall'età del bronzo. In una delle capanne del villaggio del nuraghe Genna Maria di Villanova Forno hanno trovato un rarissimo esempio di corbezzolo carbonizzato. Quindi questo frutto che comunque quando matura è molle, non è che si spappola se non lo prendi con la dovuta attenzione, è riuscito a conservarsi solo grazie al fatto che una di queste capanne venne coinvolta da un incendio, quindi il tetto venne completamente bruciato, però alcuni oggetti all'interno, tra cui anche un raro esempio di pane non lievitato, si sono conservati e sono arrivati così sino ai nostri giorni. Questo è tutto, ciao!